Il PDL ha ufficializzato il sostegno a Pennica senza averlo concordato. Lo confermo. Se le parole di Pennica sono davvero sincere e genuine, e noi non abbiamo motivo per dubitarne, anche perché ad oggi nessuno dei vertici del PDL ha smentito, allora una riflessione è doverosa. Il segretario nazionale di uno dei principali partiti può aver operato attraverso i suoi uomini al buio? Può essersi imbarcato senza una minima intesa con il candidato sindaco o con Epolis? Come dire, il PDL ha potuto firmare una sorta di cambiale in bianco? Quella del PDL è una apertura nei confronti di una politica che passa dalla seconda alla terza Repubblica e quindi è innegabile sotto gli occhi di tutti una crisi dei partiti e del sistema. E francamente sembrerebbe eccessivo pensare che un leader di partito come lui, Angelino Alfano, ormai ferrato, avveduto e esperiente, si sia dichiarato ad una donna senza che l'amore sia adeguatamente corrisposto. Ma ad oggi, in assenza di opportuni chiarimenti, fa fede lo scenario descritto da Totò Pennica. Pennica che assieme a De Polis è quindi ancora in fase di riflessione, dovrà sciogliere il nodo, accettare il sostegno del PDL assieme a quello di Grande Sud o cambiare strada, imboccare un altro bivio, quello che porta alla cosiddetta grande coalizione, o viaggiare da solo. La partita resta aperta, questione di ore. E intanto oggi spunta un altro nome che viene accostato al blocco Free MPA, PD e API, quello dell'avvocato Nino Gaziano, originario di Santa Elisabetta, ma lui smentisce. E dalle trattative ai sondaggi ce n'è uno, commissionato a Ipsos dal candidato sindaco Giuseppe Arnone. Il sondaggio mi dà praticamente come probabile, assai probabile, quasi certo, sindaco di Agrigento per il prossimo futuro. Questa è la simulazione del primo turno. Io sarei il primo ad arrivare al ballottaggio con 5 punti di vantaggio su Marco Zambuto, oltre 5 punti, 31,2 io, 26% Marco Zambuto. Terzo arriverebbe in questa simulazione il candidato di Epolis, che avevamo individuato nel candidato più forte di Epolis, cioè Paolo Minacori, e lo avevamo proposto come candidato della società civile. Adesso abbiamo Pennica, poi abbiamo sondato anche Angelo Capodicasa, il risultato è devastante per Capodicasa, finisce 31,2 contro 4,1. Con la candidatura di Di Mauro noi abbiamo tolto dallo scenario elettorale a me favorevole il voto dell'MPA. Senza il voto dell'MPA arrivo lo stesso ampiamente primo con il 31,2 e 5 punti di vantaggio su Marco Zambuto. Il PDL è in caduta libera, Iacolino prende, secondo il sondaggio, poco più del 10%. E dalla campagna elettorale alla politica istituzionale. Ieri sera il Consiglio Comunale di Agrigento ha modificato una parte del regolamento che riguarda la TIA, tariffa di igiene ambientale. Abbiamo inserito che il cittadino che si trova in una situazione, diciamo, economica di disagio può chiedere la rateizzazione di 5 rate fino all'importo di 500 euro e di 12 rate per quanto riguarda un importo superiore a 500 euro.